Prima lo hanno narcotizzato sciogliendo un farmaco in una limonata, poi Lorena Venier, la mamma, gli ha iniettato dell'insulina con una siringa perché la prima sostanza non faceva effetto. Poi insieme hanno tentato di soffocarlo e infine Meilin con 2 lacci di scarpa lo ha strangolato. Così, secondo il racconto di Lorena Venier, che ha confessato, lei e la nuora hanno ucciso Alessandro il 25 luglio, sempre secondo la confessione della mamma. Il cadavere sarebbe stato sezionato da lei, Lorena, e sempre lei ha acquistato online su Amazon la calce per coprirlo e chiuderlo nel bidone della spazzatura, con l'intento di farlo sparire. L'acquisto della calce è stato fatto in anticipo rispetto al delitto ed è questo uno degli elementi più evidenti della premeditazione contestata dalla procura. Il giorno del ritrovamento era stata Meilin a chiamare il 112 per riferire di un malessere provocato dalla sua condizione di fragilità psicologica in cui si trovava e per la quale è seguita da un centro di salute mentale. Dal numero unico emergenze hanno intuito dal racconto che c'era qualcosa di strano ed è stata inviata la pattuglia dei carabinieri, a cui la donna e la mamma della vittima hanno raccontato del cadavere nel bidone riposto in garage. Sul movente la 61enne infermiera di Gemona ha raccontato di aver agito per proteggere la giovane nuora dagli insulti e dal comportamento manesco del figlio, che non credeva alla depressione di Meilin, sopraggiunta dopo il parto. Si percepisce quindi una situazione familiare difficile in cui si è sviluppato un rapporto caratterizzato da morbosità tra Lorena, la nuora e la nipotina di 6 mesi. Da una parte la condizione fragile della giovane colombiana, a cui Alessandro Venier non credeva, dall'altra la morbosità del legame creato con la suocera. Così si sono create le condizioni che hanno fatto precipitare la situazione, fino alla decisione di uccidere e far sparire il cadavere dell'uomo. Circostanze, modalità e data della morte sono oggetto degli esami medici e tossicologici già avviati, in attesa che vengano disposti anche altri accertamenti. Al momento non è stata ancora fissata l'autopsia sui resti del cadavere della vittima.